Ciao a tutti, sono Sabatina Napolitano. Anche oggi mi trovo da sola su questa terrazza, per questo registro senza mascherina. Volevo leggere un passo da Walter Siti, Rizzoli, La natura innocente, due vite quasi vere, pagina 167. Ma il difetto della cultura è che inevitabilmente si degrada, diffondendosi dall'elite alle masse, e soprattutto che non può essere trasmessa come patrimonio genetico, almeno finora. Lo spropositato affidamento che l'uomo ha fatto sulla cultura, malformazione necessaria, non è iscritto nell'organismo, è una costruzione fragile che i turbini della storia possono disperdere. Gli uomini si sono costruiti allora un simulacro di natura al loro uso e consumo, cercando di imitare della natura vera la persistenza e la generalità. Quando nelle società occidentali contemporanee si dice che qualcosa è naturale, si intende che è indiscutibile, primario, ovvio, semplice. Con questi aggettivi gli uomini pretendono di essersi appropriati del cuore logico e sentimentale della natura, fornendone una versione edulcorata e di massa, che molti hanno chiamato seconda natura. La seconda natura cementa le comunità perché estende la durata e il prestigio delle leggi naturali a valori che invece appartengono totalmente alle alternative della cultura. Di solito sono valori conservatori, il paese che i nostri nonni ci hanno lasciato. Di tradizione persino stereotipi, pensieri o rituali su cui la comunità stessa ha smesso da tempo di interrogarsi, dandoli per scontati una volta per tutte e contrapponendoli alle pericolose usanze contro natura. E potrei continuare perché questo passo mi piace molto quando si parla anche di vitalismo. Ne leggo solo un altro pezzetto perché mi piace molto, poi non l'ho ancora riletto, però mi piace molto questo frangente puramente intellettuale. Così appare naturale che una famiglia sia formata da una mamma e da un papà, naturale che i maschietti giochino coi soldatini e le femminucce con le bambole, naturale essere religiosi secondo la nostra religione, la Madonnina che sta lassù, naturale che lo star meglio prevalga senza discussione sullo star peggio, naturale condividere con migliaia di follower il momento in cui la sera ci si lava i denti. Gli italiani sono naturalmente bianchi, l'Italia nel 1938 dichiarava il proprio naturale diritto ad avere delle colonie e così via. Appare naturale ciò che si è sempre fatto o che i più dovrebbero fare impunemente. È naturale l'istinto di sopravvivenza, ma allo stesso modo si proclamano naturali il diritto di proprietà, il diritto al lavoro e quello di sparare su chiunque cerchi di forzare il nostro uscio di casa. La seconda natura è ovviamente una finzione, ma è una finzione da non svelare se si vuole che conservi la propria efficacia nell'agglutinare il consenso. La seconda natura funziona se sorvola su valori naturali ma contraddittori. La diffidenza verso l'estraneo è naturale, ma i neuroni specchio sono un dato di natura. L'istinto di aggregarsi è naturale quando il bisogno di solitudine. L'odio è naturale quando l'amore. E solleva dalla fatica di scegliere da sé il proprio profilo di individuo. La seconda natura consegue il massimo risultato se riesce a trasferirsi da normale sentire o addirittura da buonsenso. Vivere secondo istinto è naturale, eppure gli uomini si vergognano di comportarsi come le bestie. Anche qui la pavida cultura umana ha trovato un astuto compromesso che assume il nome di vitalismo. E con questo vi saluto. Un breve aneddoto sulla mia vita privata e personale. Stamattina, ieri, la notte di San Lorenzo, ho fatto un profilo Instagram per raccontare tramite fotografie un po' della mia quotidianità a passi molto veloci negli anni, e stamattina ho parlato un po' con Stella, che saluto, e mi piacerebbe un giorno incontrarla, andarla a trovare lì a Lugano. Penso che si sta popolando la terrazza, quindi vi saluto, ciao.